È difficile anche ricominciare perché è stata una settimana che ti ha bloccato sia mentalmente, perché si andava a casa sempre col pensiero, sempre col telefono attaccato a guardare le maree, si dormiva poco, dopo si ritornava lì. Marco Lachin è un restauratore veneziano di mobili antichi. Come lui sono più di 1600 tra Venezia e isole gli artigiani che hanno subito danni dall'ultima eccezionale ondata di acqua alta, 2 su 3. Alla Confartigianato, dove è stata messa in piedi una task force di pronto soccorso alle imprese, tutti hanno una storia da raccontare. Sabrina Berta, ad esempio, gestisce col marito un laboratorio artigiano che riduce l'oro in foglie sottilissime per le tessere dei mosaici e per le dorature. Di laboratori come il suo in Europa non ce ne sono quasi più. La forza dell'acqua, specialmente la prima volta, ha rovesciato tantissime cose, per cui quello che era messo dentro su vasche di plastica è andato perso ugualmente. Poi ci sono macchinari che funzionano male e poi tra l'altro, siccome noi abbiamo un laboratorio tutto in legno, chiaramente il legno assorbe e quindi ci vorrà tempo per che si asciughi. Giovanna Didovic lavora nella pasticceria di famiglia. L'acqua era altissima, abbiamo avuto il 70% di perdite, però abbiamo cercato di aprire da subito, al mattino dopo eravamo operativi. Nel nostro caso poi si tratta di attrezzature molto pesanti, piuttosto invasive e complicate anche da recuperare, insomma da rimettere a posto. Paolo Brandolisio costruisce Forcole Remi, ha un laboratorio antichissimo vicino a San Marco e ha perso diversi attrezzi elettrici. Bisogna rimettere a posto tutto e ci vorrà un mese prima di riprendere bene. Quindi comunque c'è un mancato introito pesante. Sì, proprio dimentichi gli ordini, dimentichi tutto, vai un po' in tilt nel senso del lavoro normale e sei in un'altra dimensione.